Essenze pregiate endemiche, piante officinali tipiche dei nostri prati, non sono automaticamente patrimonio della Sardegna, ma una qualsiasi impresa specializzata può decidere di apporci un brevetto e utilizzarle a fini commerciali. Ed è quanto sta per fare, secondo la denuncia del Fronte Indipendentista Unido, una multinazionale olandese che a luglio inizierà una raccolta e una classificazione di specie endemiche della nostra flora per poi impossessarsi del marchio. Una volta depositato il brevetto, avvertono gli attivisti del FIU, si imporrebbe a chiunque volesse beneficiare delle piante, dai semi per la riproduzione alle parti che contengono oli essenziali o principi officinali, di essere debitori al proprietario del marchio. È uno scippo che, affermano gli attivisti, il Fronte Indipendentista Unido ha proposto di prevenire con un punto incluso nel programma elettorale delle regionali, quando era candidato presidente Pierfranco De Vias. Il progetto è quello di istituire una banca sarda del seme, proprio ai fini di certificare le proprietà e impedire che altri si accaparrassero i diritti di sfruttamento dei brevetti. Oggi la Regione, tramite i suoi organismi, in primis l'Agris, si legge nel comunicato del Fronte, afferma che davanti al progetto della multinazionale olandese si trova impossibilitata a fare qualcosa. Chiamiamo tutti i sardi alla massima vigilanza e alla mobilitazione, concludono gli indipendentisti, per tutelare le qualità genetiche delle piante che appartengono da sempre alla nostra nazione.